Buongiorno e bentrovati in montagna. Siamo a Ponte Conseria, stiamo salendo a Cima Socede, siamo nel Lagorai più selvaggio. Lagorai deriva da lago, pensate che la catena del Lagorai conta oltre 100 laghi. Il Lagorai è sempre una meraviglia e una sorpresa continua, adoro queste zone. Volevamo un'escursione in relax, niente fatiche eccessive, ma panorami capaci di togliere il fiato. Cercavamo il verde, cercavamo il silenzio, cercavamo la storia e cercavamo la natura di un tempo. E allora siamo saliti nel cuore del Lagorai, il Lagorai centrale, uno degli ultimi angoli selvaggi delle Alpi. Qui abbiamo trovato tutto quello che cercavamo. Montagne a perdita d'occhio, sentieri di trincea e laghi che sembrano dipinti. E in quei laghi, nascosti tra le acque, qualcosa che non ci aspettavamo, perché il Lagorai regala sempre qualcosa in più. Stanno già discutendo i friends. Livio Lo Sceriffo, Buongiorno. Nicola Roccia Buongiorno. e il suo mini market. Sempre. Andiamo. In tarda primavera e estate questi pendii sono percorsi da un'infinità di torrenti da attraversare, sono pieni d'acqua. È bellissimo. Cioè, L'ho già detto che è la Valsugana? La No. Valsugana. bella. Valsugana, ma più precisamente questa è la Val? Conseria. Val Conseria, grazie. Belle foreste. Rifugio Malga Conseria, eccoci qui. Qui geologicamente siamo in una terra di mezzo tra quello che è il porfido del Lagorai e il granito di Cima d'Asta. Quella punta che si vede è il Cimacengello, è detta anche il cervino del Lagorai per la sua forma che effettivamente lontanamente richiama un po' il cervino. Apriamo una porta sul Lagorai. E beh,
Sì. Non siamo al passo 5 Croci, ci arriveremo tra poco. Anche qua però sono visibili 5 croci. Questo è un piccolo cimitero di guerra e questo è il monumento con la bandiera italiana che ora non c'è, dedicato ai caduti di tutte le guerre, di tutti gli eserciti. Non è esclusivamente dedicato ai caduti italiani. Una volta d'altronde i defunti in combattimento venivano seppelliti sul posto, perché portare le salme a valle sarebbe stato molto dispendioso, oltre che molto pericoloso. Questo qui una volta era detto anche il dosso dei morti. C'è anche un altro dosso dei morti famoso, vero? Cocuzzolo dei morti anche. Cocuzzolo, dosso dei morti, sì. Con questo gradevolissimo scampanio siamo arrivati al passo 5 Croci. Volete sapere perché si chiama così? Ve lo racconta lo sceriffo. Il passo si chiama così perché convergono i territori di 5 pascoli. Valcion succede Valsorda, Cengello e Conseria, appartenenti a 4 comuni: Pieve Tesino, Castello Tesino, Cinte Tesino e Scurelle. Imbocchiamo ora dal passo 5 Croci il sentiero della memoria, l'L38 che ci porterà in mezz'oretta a Cima Secede. Pensate che questo cocuzzolo erboso se lo contesero 13 volte l'esercito italiano e i soldati austro-ungarici. Per 13 volte si scambiarono la guardia qui sopra, la conquista. Qui c'è un prato gigantesco di rododendri. Pensa quando sarà fiorito. Che bellezza. Siamo ormai in vista di Cima Secede e qui si trova un museo della prima guerra a cielo aperto. Hanno ristrutturato, se così si può dire, alcune trincee. Magari prima di giungere alla cima passeremo all'interno di queste trincee. Eccoci a Cima Secede. La croce. Paolo, complimenti. Cima Secede. Cosa succede? Succede di arrivare sulla Cima Secede.
Questo è un ricovero militare, una vecchia baracca militare, ora è diventata un piccolo bivacco, dedicata al colonnello Santo Ettore Bozzano. Nel 26 maggio del 1916 ci fu un importante conflitto contro 2 battaglioni dell'impero austro-ungarico. Lui si lanciò per primo durante questa battaglia ed ebbe la meglio e fu promosso colonnello sul campo. Però purtroppo si ferì. E nel luglio si ferì con l'esplosione di una bomba e nel luglio dello stesso anno, del 1916, morì nella sua Genova. Lui era nato a Genova, ma l'anno successivo, nel 1917, i soldati che lui stesso addestrò, il battaglione Brenta, dedicò a lui questa lapide. Ricovero Bozzano. Alpini Val Brenta fecero. Dopo la cima Socede, direzione Laghetti Lasteati.
come dicevo all'inizio, l'acqua non manca, attraversamento di torrenti è frequente, ma guardate com'è bella quest'acqua, fa venire voglia veramente di mettere giù la testa, come dice Livio, anche i piedi sì, soprattutto. Di nuovo rifugio, Andiamo a mangiare. con seria. With your hand on your heart, oh please tell me, will I call? Eccoci al termine di questa escursione, siamo nei pressi del ponte Conseria, no, siamo sul ponte Conseria, ecco qua il torrente. Oggi ci eravamo prefissati di fare un percorso in relax, qualcosa di non troppo impegnativo, però che potesse appagare l'occhio con dei panorami spettacolari, e direi che ci siamo riusciti. Un bellissimo percorso tra storia e interesse naturalistico. Storia per quanto riguarda il primo conflitto mondiale e naturalistico per quanto riguarda i laghi Lasteati, giusto? Quindi alla fine, aggiungendo la cima, come si chiama la cima? Socede. Aggiungendo la cima Socede, a volte succede di dimenticarsi, aggiungendo la cima Socede è uscito comunque un giro di grandissimo interesse nel cuore del Lagorai più selvaggio. Siamo nella zona del Lagorai centrale e devo dire che nella zona superiore ai laghetti non abbiamo incontrato praticamente nessuno. Prima di prendere la parola finale la lascio a Livio per tutto il resto. Bene, è stata una giornata da favola e direi che l'escursione è a portata di tutti, perché comunque è escursionistica, non ha grosse difficoltà. L'unica cosa, dobbiamo stare un po' attenti quando si scende dai laghetti superiori, che il sentiero si perde un po' nei rododendri e dobbiamo un po' aguzzare la vista e cercare la traccia. Al rientro, se vogliamo evitare il sentiero che abbiamo fatto l'andata, si può usare una strada forestale che scende dall'altra parte della vallata, allunga leggermente, però è molto più comoda e rilassante per scendere, insomma. E la distanza sono 10 km e mezzo per 800 metri di dislivello circa. Bene, ringrazio la Nicoletta per le riprese bellissime, sicuramente non saranno mancati i fiori. Ringrazio, come dicevo, Nicoletta per avermi coadiuvato nelle riprese, anzi più che coadiuvato. Vi ricordo di iscrivervi al canale, perché per noi è importante che vi iscriviate, è gratuito, non vi costa niente, a noi ci aiutate a crescere e a diffondere i nostri video. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 21 sul canale in premiere. Ciao! Ciao!